Ce l'abbiamo fatta, dopo mesi di estenuanti trattative siamo riusciti a portare a casa questo magnifico esemplare di Leyland Hippo. Il camion arriva dall'Olanda, il possessore era un collezionista olandese che a un certo punto, non so per quali motivi, praticamente ha iniziato a vendere tutta la collezione. Noi siamo riusciti ad acquisire solo questo, aveva anche altri bei pezzi. Abbiamo puntato su questo, l'abbiamo trattato, l'abbiamo portato a casa, alla fine ce l'ha portato lui, ecco. È venuto giù a portarcelo in caserma. Spero di riuscire a farlo vedere un po' nei vari raduni di quest'anno, anche perché si presenta molto bene, tutto funzionante, dovrebbe fare bene la sua funzione, ecco, di trasporto. Un grosso camion abbastanza raro, anzi direi molto raro, un trasporto inglese costruito nel 1944, quasi alla fine della guerra. Mi piace molto, lo useremo come traino di artiglierie inglesi e di un trasporto di piccoli carri cingolati, sempre inglesi. È uno dei camion penso più grossi da trasporto della seconda guerra mondiale, anche perché all'epoca sì, 3 assi così di questa portata non ce n'erano molti. Ci troviamo a Tricesimo, nella ex caserma Sante Patussi, una caserma dismessa, passata ai comuni 15 anni fa. Non si trova in belle condizioni, ma comunque noi come CRCS ce l'abbiamo acquisita per 30 anni e il nostro scopo è trasformarla in un museo di mezzi ex militari, soprattutto della seconda guerra mondiale. Sarà un museo dinamico, un museo in cui tutti i mezzi si muoveranno, saranno regolarmente funzionanti, immatricolati, parteciperanno ai raduni. Insomma, vogliamo creare un qualcosa di nuovo che per adesso in Italia ancora non si è visto. Noi cerchiamo di acquisire tutti i mezzi che comunque l'esercito mantiene costantemente nei decenni nella pioggia, vorremmo riportarli perlomeno intanto al coperto e man mano che le nostre poche possibilità ce lo permetteranno li vorremmo restaurare e rendere comunque funzionanti. E alla fine vogliamo creare un gruppo numeroso, un gruppo importante che sappia innanzitutto dare il giusto valore ai mezzi ex militari che non sempre sono considerati nel giusto modo e comunque diciamo possiamo anche riprendere un po' la storia della nostra regione, la storia perché noi siamo stati un punto importante di arrivo nella seconda guerra mondiale, qui comunque ci sono 3 confini vicini. Per cui vogliamo un po' diciamo, divulgare la storia giusta